E dal Production Isole Sparse, Renato De Paoli. Oggi è mercoledì 5 giugno 2013. Partiamo da Roma per arrivare a Leon Battista Alberti e Palazzo Venezia a parlarvi di Vitruvio e di altre belle scoperte. Il movente della ricerca è il Rinascimento veneto e la scuola veneta, della quale si è persa un po' la memoria, ma grazie ai nostri studi abbiamo ricomposto parecchi tasselli che alla storia dell'arte sembrano mancare. Abbiamo qualche immagine rubata a Vitruvio, ovvero alla traduzione di Daniele Barbaro del Cinquecento, ma vogliamo risalire un po' nel tempo e andare un po' indietro per trovare le chiavi che ci portano a capire un po' cosa ci facevano i veneziani a Roma in quell'epoca. Va bene? E per capire Venezia a Roma e il Rinascimento abbiamo preso in mano il palazzo cosiddetto Venezia, ovvero il palazzo che tutti conoscono per i famosi discorsi del Duce, sede del Gran Consiglio del Fascismo, ma pochi conoscono come ambasciata, sede dell'ambasciata veneta o degli ambasciatori veneti fino al 1796-97, e pochi conoscono la storia che lega addirittura tre papi del Rinascimento a questo edificio, in particolar modo l'ultimo Papa Barbo Paolo II al Soglio, e questa scuola veneta che vede dentro queste mura praticare le loro arti niente poco di meno che Leon Battista Alberti, che, che fa da cicerone ad altri grandi artisti. Qui possiamo vedere il virago abbattuto nel 1910-1912 per far posto al cosiddetto altare della patria dei Savoia. Il Papa che conosciamo e che fu uno dei primi a essere a Roma, Papa Veneto, era Papa Eugenio IV Condulmer Correr, nel secolo appunto del Rinascimento, XV secolo, agli inizi del 400. Cosa c'entra la scuola veneta, il Rinascimento, Papa Condulmer, Papa Barbo, Palazzo Venezia e Venezia? E c'entrano molto. C'entrano proprio perché la scuola veneta è confermata anche qui nel Rinascimento, ovvero quello che le biografie raccontano di Leon Battista, nato a Genova e poi appena pochi anni dopo la sua nascita mandato a Venezia per crescere e studiare. Studia a Venezia per tutta la sua adolescenza e a Padova fino a oltre i 20 anni, 22, 23, 24, quando poi si inoltrerà per carenze economiche alla carriera teologica.
il buon Battista, quindi, mentre è celebrato fiorentino, possiamo affermare a tema, senza essere smentiti, che i suoi studi li fa, e fino a 25, 24 anni, 23, 22, insomma la sua adolescenza e maturità la compie nel Veneto. A Venezia e a Padova. Poi seguirà la corte papale e andrà a finire a Roma e andrà a finire a Firenze, ma Firenze è l'ultimo dei posti dove va. Prima sarà ospite di altre importanti città, non ultima abbiamo detto Venezia. In questo intreccio dobbiamo mettere degli altri personaggi che sono due omonimi, ovvero il famoso Domenico Veneziano, anche lui che lavora nel 1445 a Firenze, dove prepara la pregevole opera chiamata, prepara parecchie pregevoli opere, e un suo omonimo, Domenico da Venezia, anche lui a metà del 500 è a Vicenza a lavorare, a fare lo splendido Palazzo della Ragione. Adesso abbiamo fatto una bella miscellanea di personaggi, cercheremo di imbastirli e di farli tornare. Allora, qui siamo nel 1460, Domenico da Venezia, così dicono le fonti, ci appoggiamo a Franco Barbieri, storico dell'arte di Vicenza, ma tanti altri chiamano questo uomo che coraggiosamente costruisce questo palazzo a Vicenza, ovvero costruisce il Palazzo della Ragione, lo chiamano Domenico da Venezia. L'opera sarà completata nel 1460 con la cupola, ma già nel 50 la parte principale era eseguita, ovvero spianati i tre gruppi di edifici che sono in piazza, oggi in Piazza dei Signori. Questo Domenico da Venezia fantomatico, che qualcuno mette in dubbio il suo nome, o comunque un personaggio sconosciuto ma straordinario, dal 1449 aveva lavorato in Vicenza e aveva creato quello che ancora oggi possiamo ammirare dietro le logge palladiane. Non abbiamo finito di tirare in ballo personaggi, perché anche Vasari ci mette del suo nel complicare le cose o nel chiarircele, ma fermiamoci un attimo qua in attesa di chiarire l'altro grande personaggio, che era questo omonimo Domenico da Venezia, che lavora invece in centro Italia e che stranamente si fa commissionare a Firenze delle opere, e in particolare a confidenza, quasi a dargli del tu, con la famiglia de' Medici. C'è una famosa lettera nella quale lui scrive: so che dovete fare che
Cosimo deve fare un bel dipinto, una grande pala, io sono qua se la volete fare proprio bella. E qui abbiamo sto problema di omonimia, Domenico veneziano e Domenico da Venezia, che siano gli stessi, che non siano gli stessi, non sappiamo. Da qua ci muoviamo, però erano coevi, erano nello stesso tempo, negli stessi luoghi, e quindi a voi l'approfondimento. Domenico da Venezia crea, o Domenico veneziano crea per i Medici Santa Lucia, questa pala ritratta da me, ma in originale voi la troverete più bella e più carina in Google immagini. Allora, i personaggi che si muovono intorno a questa vicenda sono tanti, anche il cosiddetto Papa Barbo, poi al Soglio Paolo II, è a Vicenza nel 1450, per un solo anno, dicono brevemente, ma vede nascere il Palazzo della Ragione, non c'è dubbio. Ora cercheremo di dipanare un po' la matassa in pochi minuti, se riusciremo, dato che sono già 11 minuti che teniamo il nostro pubblico fermo, e ritorniamo d'un sol botto a raccontare un po' gli altri personaggi coevi, ovvero, come abbiamo raccontato in un filmato precedente, il grande Codussi, che lavora a metà del 400 a Venezia. Dopo essere stato a Ravenna e aver visto probabilmente l'opera di Rimini fatta da Leon Battista Alberti, forse qualcuno dice ci ha anche lavorato. Allora qualcuno dice anche come ha fatto Domenico da Venezia a dare del tu a il Medici. Anche lì le fonti, come abbiamo trovato noi, nel 1433-1434 Cosimo Medici viene esiliato o si fa esiliare a Venezia, e quindi a Venezia non ci va con le mani scorlando di Veneti, ma ci va con tutta una grande corte, e là conosce un sacco di personaggi, specialmente architetti, pittori, scultori, tutto il mondo artistico tra gli altri, oltre che il mondo economico, dato che era un grande banchiere. In questa immagine abbiamo Papa Barbo, Pietro Barbo, va bene, che fu l'artefice poi del grande splendore di Palazzo Venezia. Palazzo Venezia che qui ce l'abbiamo in una carta richiamata da André Chastel. Palazzo Venezia che era proprio la rappresentazione di Venezia a Roma, la celebrazione della grandezza di Venezia a Roma avviene proprio lì. Nonostante i rimaneggiamenti e gli spostamenti, le demolizioni del Virago nel 1910-12, che probabilmente viene spostato in quest'altra posizione, le tracce evidenti di questa grande cultura veneta non sono state cancellate. Allora abbiamo citato tanti personaggi e abbiamo scoperto che tutti sono legati ad un filo unico che li collega tutti a Venezia e alla Venetia. Li ricapitoliamo ancora, quelli che ci vengono in mente. Allora, Leon Battista Alberti,
passa i suoi 20 anni, 22, li passa a Venezia, Padova, nel Veneto. Cosimo Medici li passa anche lui passa un anno a Venezia e lì conosce tutti e si prepara a celebrare la sua Firenze. Ma poi avremo anche Papa Barbo, e poi avremo questi due omonimi che però hanno Domenico da Venezia e Domenico Veneziano, che dovremmo esplorarli ancora meglio per capire dove sono, chi sono e da dove vengono e dove sono finiti, ma se sono da Venezia saranno da Venezia. Qui vediamo ancora Palazzo Venezia, il virago demolito e dopo le ultime ricerche spostato in quest'altra posizione per far posto all'altare della patria 1910-1912. Ecco, pressappoco abbiamo detto per sommi capi, velocemente ma diffusamente, la storia che ci attanaglia di questo luogo dove oggi troviamo l'altare della patria, via dei Fori Imperiali, l'ex piazza dell'impero fascista. Vi trovava luogo il virago veneto spostato in questa posizione. Qui c'è la chiesa di San Marco, questo è Palazzo Venezia, piazza Venezia oggi era di 26.000 metri quadri, e qui era il balcone dove si affacciava alla folla il duce. Allora siamo saltati dal Veneto, da Venezia, siamo saltati a Roma, e da Roma piano piano cercheremo di capire quale nesso c'è tra gli stilemi che cerchiamo nel Palazzo Venezia e il grande rinascimento veneziano. Qui vediamo la grande scala all'interno di Palazzo Venezia e le fonti ci citano che la scala si trova in una posizione, adesso si trova in un'altra. Questa è la meravigliosa scala. Qui abbiamo delle immagini sempre riferite a Palazzo Venezia. Anche questa immagine fa vedere la chiesa di San Marco e il portico incompleto, nell'angolo la torre su piazza Venezia. Questa è la stessa immagine che spiega d'epoca la torre, il lavoro incompiuto, la chiesa di San Marco non tanto visibile. Qui invece abbiamo le immagini della demolizione del virago nel 1910 e 12. Qui nascerà la grande piazza Venezia e qui dietro il grande altare della patria. Ecco la stessa immagine vista da un altro punto di vista, ed ecco invece una ricostruzione dei luoghi ante inserimento Palazzo Venezia, ovvero vediamo già palazzo, cioè altare della patria, che oggi si trova qua. Per far spazio a palazzo all'altare della patria viene demolito il virago, viene spostato a destra in questa immagine e il complesso veneto subisce delle modifiche. Ecco,
altre immagini che fanno vedere un'altra prospettiva, il lavoro i giardini all'interno di Palazzo Venezia, che oggi probabilmente non ci sono più perché questo fronte è stato chiuso, e la chiesa che gli sta di fronte. Questa è la stessa immagine presa da un altro fotografo. Poi abbiamo delle altre immagini di Palazzo Venezia, eccole qua, prima della demolizione del virago. Questa era la famosa balcone di Mussolini, la torre è rimasta, ma questo edificio è stato tolto. Ecco un'altra immagine di questo famoso virago, ed ecco una stampa antica che descrive il palazzo degli ambasciatori di Venezia in Roma. Qui abbiamo un'immagine della suntuosità, della magnificità, dell'imperialità, della forza, della suggestione che hanno queste sale. Questa è una delle sale principali di Palazzo Venezia. Ecco il complesso nel suo insieme in epoca moderna. Il virago che si trovava in questo punto viene spostato in quest'altro spazio. Ecco un'immagine invece che comincia a dare qualche dettaglio del Palazzo Venezia al suo interno, e quello che dovremo osservare è questo ingresso alla chiesa di San Marco che si trova qua. Oggi è abbastanza impoverito, ma grazie a qualche immagine che abbiamo trovato, eccola qua, scopriamo che c'erano degli stilemi evidentemente albertiani, almeno io oso affermare questo. Poi sono stati tolti maldestramente, eccoli qua, se adesso guardate qua non c'è più niente, mentre qua c'erano questi archi e questi ovuli che richiamano molto la grammatica albertiana. Anche qui abbiamo un'altra foto dove vediamo questi oculi che sono diventati finestre, mentre c'è ancora il virago ancora esistente. Eccolo qua. Possiamo confrontare, eccoli il cambiamento di questi oculi che sono diventati rettangolari fino poi ad essere, vediamo in questa immagine, completamente demoliti e svuotati per fare degli archi semplici. Andiamo avanti. Ecco come si presentava il virago prima della sua demolizione. Poi verrà demolita questo spazio qua e creata la grande piazza Venezia, dove Mussolini si affaccerà nei suoi famosi discorsi. Ecco altre immagini del portico interno non completato. Come dice Bulgarelli, le tracce lasciate dall'Alberti sono da indagare. Anche qui vediamo la chiesa, l'ingresso della chiesa e il virago che oggi non c'è più in quella posizione. Stessa immagine col virago che in quella posizione non c'è più. L'ingresso della chiesa con gli stilemi albertiani. L'interno con una fontana, oggi non sappiamo se c'è ancora o non c'è più, c'era una grande fontana con un'immagine sullo sfondo, la chiesa e un campanile. Ecco ancora un'altra immagine di
l'ingresso della chiesa e il virago demolito. Allora abbiamo messo tanta carne al fuoco, non abbiamo magari detto tutto, però i personaggi sulla scena sono parecchi e la scuola rinascimentale veneta anche a Roma si è fatta rispettare. Grazie se mi avete ascoltato. Edar Production, Renato Re Paoli, Isole Sparse, Vicenza, 2013, giugno, giorno 5.